Di fatto il settore dell'edilizia, che è un volano formidabile per l'economia, ma viene a traino dell'economia. Ecco, per cui se questi timidi segnali si cominciano a intravedere, riguardano il resto del settore. Il nostro settore sta ancora segnando dei dati negativi, quindi auspichiamo che presto possa esserci un'inversione di tendenza, ma al momento non c'è. Abbiamo avuto delle iniziative normative, legislative molto importanti, utili per il settore. Uno è il piano casa, le altre sono gli incentivi fiscali che sono appunto destinati a chi riqualifica nel settore, no? Ecco, e questi sono stati gli aspetti positivi che hanno consentito a un settore, a un mercato che è comunque in calo ancora, di contenere le perdite, che sono comunque significative, perché dall'inizio della crisi ad oggi il settore ha perso una parte molto importante del suo fatturato. È un settore penalizzato anche dal credito. Vero anche questo, perché con la crisi economica e considerando il drastico calo che c'è stato nel settore, molte aziende si sono trovate con prodotti invenduti, con difficoltà di pagamento, e quindi sono diventati dei cattivi clienti per le banche. E quindi di conseguenza le banche hanno dovuto adottare delle misure restrittive, se vogliamo, nella concessione. Però questo cosa succede? Oggi va a penalizzare anche quelle sane, quelle che si sono evolute, che sono in grado di reggere bene il mercato e di dare quindi un contributo sia all'occupazione che all'economia.